Alessandro Bolis percorre per l'ultima volta quei pochi metri che separano il municipio di Carmignano dalla chiesa. Un'intera comunità, commossa e addolorata, saluta in silenzio il suo giovane sindaco morto a soli 43 anni dopo una lunga malattia. Una baracchiara e le rose bianche con la dedica del piccolo Giovanni e della compagna Marta che segue il feretro stringendo forte la fascia tricolore che Bolis ha vestito per molti anni. C'è tutta Carmignano nel sagrato della chiesa, affacciata ai balconi, gli occhi tristi e arrossati dal pianto. Quando si è diffusa la notizia della morte del nostro sindaco, il dolore è entrato in tutte le case del nostro paese, ha detto il parroco, ricordando la forza di Bolis nell'affrontare la malattia. In chiesa molte autorità, il presidente del Veneto Luca Zaia, assessori regionali, politici, ma è la moglie Marta a ricordare il grande impegno del suo Alessandro per la comunità. Carmignano è stato fortunato ad avere. Per me e Giovanni è stato un privilegio. Ci ha insegnato il valore dell'abnegazione, l'importanza del gioco di squadra e di quanto la lealtà di chi cammina al tuo fianco non possa essere un valore negoziabile, mai. Sei stato un sindaco per missione, un padre amorevole e un compagno di vita splendido. Mi hai fatto amare una terra che era vera mia e mi hai sempre fatto sentire a casa. Un esempio di buona amministrazione e di coraggio per il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Per noi sei stato un esempio. Ci ha insegnato che anche davanti alla malattia tu hai saputo mettere la tua famiglia e la tua comunità. Tu hai indossato questa fascia nel migliore dei modi e mi rivolgo alla comunità di Carmignano, siate orgogliosi del vostro sindaco. Il paese saluta il suo sindaco con un lungo applauso e l'abbraccio a Marta e Giovanni, la famiglia che piange un marito e un papà che ha fatto dell'impegno civico una scelta di vita.